in collaborazione con FNP CISL Udine. Eccoci, buonasera, puntuali come ogni mercoledì 18:15 in diretta dai nostri studi per lo sportello pensionati. Vediamo subito chi c'è oggi in studio con noi. Accanto a me Roberto De Marchi, che è collaboratore dell'AST CISL dell'Udinese e della Bassa Friulana. E abbiamo una vecchia conoscenza, Renzo Mularo, tutto bene, dell'FNP CISL. Hai fatto sportello anche oggi a Codroipo? Certo. Ecco, in che giorni fai lo sportello? Fai Io sportello? faccio lunedì e mercoledì. Lunedì e mercoledì. Poi ci sono altri miei colleghi che fanno altri giorni, qualche volta anche pomeriggio. E Codroipo abbiamo anche Mortegliano. Anche Mortegliano. Ma siete aperti ogni giorno? Sì, cioè lì c'è sede... Perché sai, e qui riceviamo, no, delle segnalazioni, dicono non riusciamo a prendere la linea, non riusciamo a metterci in contatto. A parte che probabilmente c'è un sistema telefonico che sì, ti dà libero mentre tu stai parlando, cui sì, uno telefona e dice questi qua non ci sono. E invece noi diciamo come pensionati siamo sicuramente sempre ogni mattina, sì. Il pomeriggio non sempre, sono solo qualche giorno, però sia nella sede di Mortegliano che quella di Codroipo c'è sempre comunque la persona del CAF che risponde anche al telefono. Per cui per me, noi riceviamo anche molte telefonate che dicono ho telefonato di là, non ricevo mai, nessuno mi risponde, telefono a Codroipo anche se non sono riferito. Non so, la gente... Comunque ci siamo sempre. Voi ci siete. Allora, presentiamo la new entry. Per la prima volta abbiamo nei nostri studi, almeno in questa occasione, abbiamo Roberto De Marchi, che è collaboratore AST CISL dell'Udinese, abbiamo detto, e Bassa Friulana. Io aprirei la trasmissione, oltre ad aver rotto il ghiaccio appunto con Mularo per vedere quella che è la situazione, come funzionano anche gli sportelli sul territorio. Io parlerei proprio in apertura di trasmissione della nuova finanziaria, questa legge di bilancio. Vi ha lasciati un po' con l'amaro in bocca come sindacato? Ma siamo delusi da questa finanziaria perché pensavamo che le attività intercorse con il governo avessero portato qualche suggerimento in più alla Meloni, al governo, per poter portare quelle nostre proposte dentro la finanziaria. Abbiamo visto che qualcosa c'è, abbiamo riscontrato che cosa è stato portato, però molto poco e non per quelle misure che noi immaginavamo. Quindi possiamo dire carote e bastone, è troppo pesante? Ma possiamo dire invece forse che abbiamo ancora del tempo davanti, abbiamo ancora un mese e mezzo un mese di tempo davanti per poter portare delle migliorie a questa finanziaria che così com'è non ci piace, e portare a casa quei risultati che secondo noi sono importanti per le persone che noi rappresentiamo e per portare a casa una finanziaria che in questo periodo deve trovare quelle risposte che la gente ci chiede, pensionati o lavoratori. E per questo pensate anche di scioperare? È un'ipotesi. Noi abbiamo chiesto al governo di poter continuare il dialogo su questa manovra. Il 7 a forza di insistere il governo ci ha chiamati a Palazzo Chigi e quindi avremo una interlocuzione con i ministri e con la Presidente per poter portare e ragionare su quelle migliorie che noi chiediamo di poter fare. E chiediamo soldi, ovviamente, perché di migliorie... è che la coperta però è sempre quella, perché devi togliere da una parte e mettere dall'altra, un po' difficile tirare un po' di qua, un po' di là, no? Le migliorie chiedono dei soldi, la coperta è corta, si partiva con 30 milioni di cui buona parte per le energivore, per le parti dell'energia. Oggi sembra che siamo a 37, probabilmente andremo ancora crescendo. In questa coperta, devono star dentro anche le nostre richieste.
So, effettivamente è proprio la questione dell'energia che porta che è straordinaria, via che è straordinaria. Sì, che è straordinaria. Però non possiamo pensare che in questo momento, dove c'è una speculazione energetica che porta le nostre aziende, in Italia sono molte, ma anche qui in territorio, anche qui nell'Udinese, ad avere la richiesta necessaria di avere dei sostegni forti per non dover chiudere, devono anche pensare che ci sono poi quelli che hanno invece pensioni e redditi da lavoro che devono essere aiutati. Aiutati, sì. E quindi bisogna mettere mano al portafoglio. Certamente, faccio un esempio, se la perequazione, come loro adesso l'hanno proposta, porta a un risparmio di 2 milioni per il 2023 e altri 4 nel 2024, sono 6 miliardi, non milioni scusate, 6 miliardi, non è secondo noi corretto che vadano a finanziare la flat tax dei soggetti a partita IVA che fino a 85.000 euro pagherebbero il 15% e basta. Allora ci sono delle... Cioè anche tra l'altro oggi si apre un altro fronte con la questione delle accise, proprio oggi, no? Quindi automobilisti, non dico disperati, ma poco ci manca. Allora bisogna oggi, no? Bisogna avere condizione che ci sono delle attività che sono straordinarie e eccezionali, sperando che le speculazioni abbiano un termine nel breve, perché sennò il sistema Italia non regge, ma ci sono delle condizioni invece ordinarie delle nostre famiglie che devono essere tenute in conto, perché sono anni che noi abbiamo un credito verso il governo e verso quindi queste politiche di dare delle disponibilità e poi otteniamo molto poco. E quindi siamo con, come dice l'Ocse, con retribuzioni e pensioni che sono un 30% più basse rispetto a quello che è stato l'incremento che gli altri paesi d'Europa hanno avuto. Sono situazioni quindi che generano povertà e quindi cerchiamo di evitarle. Quindi punti di debolezza, evidenziamo, cioè, questo chiaramente è il caposaldo, no? Questo è il caposaldo, punti di debolezza sono anche poi la normazione che per le donne, che è l'opzione donna, che prevede che possano uscire a 60 anni meno un anno per ogni figlio. Secondo noi questo non va bene, perché è un peggioramento di un'attività, si deve tornare alla norma precedente. Ci sono poi delle attività che riguardano retrocittadinanza. Non è pensabile che uno oggi faccia cassa su una norma che non ci piace per così come è stata congegnata, però deve essere rivista e rivalutata, dando l'opportunità ai 5 milioni di persone che oggi vengono definite povere in questo paese di avere un modo per lavorare, quindi creare delle politiche attive attraverso la formazione, attraverso buone pratiche per creare lavoro e quindi poter metterli in attività e non dargli un sostegno che diventa poi una... assistenzialismo e basta. Che non va bene. E quindi tutte quelle attività che si possono recuperare sono denari che possono essere poi gestiti su altri temi. La sanità, la salute e la sicurezza, l'autosufficienza, gli anziani, ce ne sono mille. E parliamo proprio di pensioni. Delusione, no? Delusione. Soprattutto per le donne, per quanto riguarda Opzione Donna, anche se dobbiamo ricordare che praticamente chi ha maturato i diritti fino al 31 dicembre di quest'anno, cioè se li mantiene, se uno vuole usufruire di Opzione Donna quota 100, il prossimo anno, l'importante è che abbia maturato i requisiti entro il 31 dicembre del 2022. Diciamo che la nuova legge di finanza, che può essere anche modificata da qui a, come diceva, da un mese e mezzo, non modifica sicuramente la legge Fornero, anzi la legge Fornero rimane tale quale. C'è stata una delle cose più eclatanti, sono state quelle dell'Opzione Donna, che hanno sì
modificato l'età pensionabile, non solo, hanno anche limitato all'uso, cioè a certe categorie di donne, cioè quelle che hanno, fanno assistenza alle persone... I caregiver, i cosiddetti, no, che fanno da caregiver. Però quelle collegate che sono, quelle collegate con parenti di primo grado, non... Quelle collegate a parenti di primo grado, che assistono parenti di primo grado. Oppure le donne che lavorano oppure sono state licenziate in ditte che hanno sistema, che hanno aperto in crisi sostanza, oppure quelle che hanno il 74% di invalidità. Ecco, che deve essere, no, 74% la quota minima per poter meno del 74% uno non può optare all'opzione donna. E poi fino a 2 anni, no? Un anno viene considerato poi c'è il problema che hanno 60 anni, che quindi è stato aumentato l'anno, però dicono la donna possono avere anche un anno in meno qualora hanno un figlio, oppure 2 anni qualora hanno 2 o più figli, per cui possono andare da 58... Fino a un massimo però di 2 anni, no? Sì, mi sembra. Fino a 58 anni, cioè che io abbia 4 figli o che abbia 2 è la stessa cosa. La stessa cosa. Per cui è un numero molto limitato. Diciamo che nella finanziaria hanno riconfermato l'Ape Social, che però l'Ape Social non è una pensione, è un anticipo, di pensione, per cui... E hanno allargato anche i criteri o no della pensione? No, sono rimasti più o meno stesso, però devo dire che chi può usufruire dell'Ape Social perché svolge lavori gravosi o quant'altro, deve fare richiesta di riconoscimento entro il 1° marzo. A dire il vero c'è anche l'altro step fino in giugno, però deve fare richiesta di riconoscimento. Una volta riconosciuto, come dall'INPS, riceverà la risposta dell'INPS e può fare domanda. Altra cosa, poi ultima cosa, non è ultima cosa, ci sarebbe la quota 103. Magari ne parliamo dopo. Sì. Parliamo dopo di quota 103 perché dobbiamo farci una piccola pausa, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi mi raccomando. Vi ricordo che come sempre dopo la pubblicità potete cominciare a telefonare allo 0432 57 3517 o inviare solo SMS al 351 570 5687. A fra poco. Eccoci nuovamente in studio, ci siamo lasciati, abbiamo detto che potete cominciare a telefonare 0432 57 3517, gli sms 351 570 5687. E stavamo parlando proprio con Renzo stavamo parlando di pensioni, sì, no? Di quota 103. Gioie e dolori. E io direi una quota tira l'altra. Quota 100. Quota 102. Adesso siamo al quota 103. Sì, 103. Prossimo anno avremo quota 104. No, perché altrimenti, perché adesso è il quota 103. Se andiamo avanti di questo passo, ogni anno che passa, no? La quota 103 prevede 41 anni di contributi. Per cui se aumenta ancora di più, per le donne saranno 41 anni e 10 mesi e va in pensione anticipata normalmente per le donne. E gli uomini vanno in pensione a 42 anni e 10 mesi. Non è che possono aumentare ancora. Non è che aumentare ancora. Devo dire che ha modificato abbastanza questa quota 103 dicendo che è previsto un tetto fino a 6 volte la pensione, cioè il trattamento di pensione minimo. Quindi chi ha avrebbe una pensione lorda superiore a 2.800 euro circa, avrà al massimo quella cifra.
Sentiamo chi c'è al telefono, dopo continui, così certo. creiamo suspense, perché uno sta ad aspettare. Ma cosa succede? Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Non sentiamo nulla. Ecco, adesso la sentiamo. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, io mi chiamo Claudio, sono di Reana del Royale. Sì. Saluto tutti. Pronto? Mi sente? Sì, la sento. La sentiamo? Anch'io la sento bene, ma non mi sentono lì alla televisione, mi pare. No, lei è meglio che abbassi il televisore, sa? No, è abbassato, l'ho messo in muto. Ah, l'ha messo in muto, ha fatto bene, quindi lei ci sente al telefono e basta. Certo. Sì. Qual è il suo problema? Io ho capito che lei sta telefonando da Reana del Royale, quindi qua vicino in sostanza. Certo. Niente, volevo solo chiedere questo. Volevo fare questa domanda. Prego. Ecco, io è da 1 anno e 4 mesi che sono in pensione, sono andato in pensione praticamente col 102, no, 101, sì. Mi è giunta voce da altri colleghi che hanno fatto anche loro come me che la liquidazione non verrà erogata nei 2 anni, ma addirittura andremo a incassarla al momento della pensione della vecchiaia. Volevo chiedere conferma di questo, se è vero. In più volevo anche chiedere per mia moglie, che anche lei ha 20 anni di contributi, se c'è la possibilità, insomma, che ci sia qualche riforma in merito, oppure deve aspettare anche lei di andare con la vecchiaia per poter avere la pensione avendo versato i 20 anni di contributi, ecco. Questa è la mia domanda. Quindi, 2 domande, vediamo come se le dividono i nostri ospiti. Ve le dividete? Puoi rispondere tu, Renzo, vai. Scusate solo un attimo. Sì. Scusate solo un attimo, volevo salutare Isabella Gregorato. Eccomi. Ecco, volevo salutarla perché, non so se ricorda, ma io e lei abbiamo affrontato l'esame di scuola guida. Together, e siamo risultati gli unici 2 che siamo stati promossi praticamente. Volevo ricordarle solo questo. Bene, di nuovo un salutone a tutti voi, buon lavoro e una buona serata. Adesso vediamo. Bene. Allora, compagno di sventura, compagno d'auto, andiamo. No, compagno non di sventura, l'abbia passata subito. Ecco. Allora, ha ragione tutte e 2 le domande. La signora con 20 anni di contributi deve aspettare 67 anni per andare in pensione di vecchiaia, non ha altre possibilità. Il signore, che capisco che è un dipendente pubblico, avrà il... Da cosa lo intuisci? Perché anch'io sono dipendente. Perché anche tu sei dipendente, quindi la situazione la conosco. Mentre per il settore privato il TFR deve essere consegnato entro 60 giorni praticamente dalla cessazione del rapporto di lavoro, nei dipendenti pubblici deve essere consegnato, il TFS viene consegnato normalmente da 24 a 27 mesi dopo andare in pensione, però con la quota 100 hanno detto che questi 24-27 mesi, che poi sono 27 mesi, decorrono da quando tu avresti maturato il diritto di andare in pensione con la legge Fornero. Cioè, quindi, se io dovevo andare in pensione a 42 anni e 10 mesi e sono andato a 41 anni, 41 anni devo aspettare 27 mesi, perché ovviamente lo Stato paga l'ultimo momento, più altri 18 mesi, quello che sono andato prima. Mi ricordo che una volta ho discusso con un consulente del lavoro che lavorava per una ditta e mi ha detto è una cosa ignobile perché questo era... Però c'è un però, perché dal prossimo anno, mi pare a febbraio, mi pare che si possa richiedere pagando... c'è la possibilità. No? Pagando l'1%. No, non dal prossimo febbraio, c'è già la possibilità di chiedere un anticipo fino al 50%. Da febbraio puoi chiederla tutta, mi pare. Almeno c'era questa idea, mi confermate? Vi è sfuggita? Non mi sembra, perché poi anche il pagamento, c'è anche un circolare dell'INPS. Cioè l'1% di interesse all'INPS e lo 0,5% per le spese. Sì.
Sì, quello è già, però... Però questo con l'INPS, prima invece lo facevi per chiedere anticipo con la banca. Comunque vedremo. Vedremo che cosa succede. No. Io ho sentito questo. Anche per i dipendenti pubblici paga l'INPS ex IMDAP, cioè le amministrazioni versano il quorum. A me non vediamo se magari fra i questo. telespettatori c'è qualcuno che l'ha sentita questa cosa. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronti? Buonasera. È finita la risposta, no? Certo. Chi c'è in linea adesso? Pronti? Sì. Buonasera. Buonasera. Io volevo fare una domanda. Prego. Se è possibile mi può farmi sapere. Siccome che io ho mandato la domanda per avere la pensione, magari mi mancano gli ultimi 3 anni per avere la minima. Come mai non mi hanno risposto che io sono stata anche dal patronato a inviare la domanda? In ottobre però ho già fatto. Quindi? Cioè, mi scusi un attimo, lei ha fatto la domanda per la pensione minima? Ho fatto la domanda per poter raggiungere gli ultimi 3 anni, 17 anni di lavoro, quindi adesso non lavoro più e vorrei pagarli volontari e non ricevo ancora risposta. Io sono già stata a chiedere questa domanda. Ah, vuole fare i versamenti volontari? Sì, sì, gli ultimi 3 anni che io faccio già compiuti 17 di contributi, no? E gli ultimi 3 anni per avere la minima e ancora non mi è arrivata nessuna risposta. Come mai? Il problema sta... Non lo so, a ottobre ho fatto la domanda tramite patronato. Insista col patronato dove si è affidata, perché l'INPS ha tempi lunghi e lei però ha esigenza di velocizzare questa pratica e quindi che si faccia pressioni all'INPS perché facciano il conteggio di quei 3 anni di contributi che le mancano, perché altrimenti magari per 1000 motivi, giustamente, che nessuno va a indagare, però i ritardi ci sono e lei perde mesi di pensione. Appunto. Allora io devo tornare dal patronato, giusto? Insista col patronato dove lei si è affidata e chieda che celermente chiedano anche poi all'INPS di fare i conteggi in modo che gli arrivino i bollettini e lei possa completare i 20 anni di contributi. Appunto, questo, sì. Io questo aspetto la risposta. Come? Va bene, io devo insistere... Guardi signora che i tempi non sono abbastanza lunghi, se per quello, non è, se ha fatto la domanda in ottobre, mi pare di aver capito, non riceverà in tempi brevi. E poi se deve pagare per 3 anni, lei sappia che potrà andare in pensione fra 3 anni. Non è che può pagare adesso tutto in un colpo, dovrà pagare... potrà pagare per ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, quello che è, però ogni 3 mesi, cioè non ogni 6 mesi, però deve aspettare 3 anni prima di fare domanda di andare in pensione. Ho capito, ma va bene, allora bisogna aspettare. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Sì. Va bene, Va bene. La ringrazio mille della sua risposta. Grazie. Grazie signora per aver chiamato. Grazie anche a voi. Arrivederci. Buonasera, sono Paolo. Paolo ci fa i complimenti per la trasmissione. Volevo chiedervi un'informazione sull'aumento delle pensioni. A ottobre abbiamo già avuto un aumento del 2%, a gennaio avremo un altro aumento del 5,3% oppure mi sbaglio? La mia pensione lorda è meno di 2.000 euro. Grazie e buona serata, firmato Paolo. Qui c'è la perequazione. C'è la perequazione che dovrebbe essere perché a meno che non si cambi lo stesso nel corso del... è pari al 7,3% della pensione lorda. È fatta a scaglioni però, non è fatta, cioè nel senso che fino a 2.100 euro di pensione lorda avrà il 100% della perequazione. Con pensioni superiori avrà una diminuzione che varia dopo, perché si prende a riferimento il trattamento minimo, dopo 5 volte andrà secondo
Ci sono delle varie ipotesi, a dire il vero, sono varie ipotesi. Un'ipotesi parla che dovrebbe, fino a 6 volte il trattamento minimo dovrebbe essere il 75% della perequazione. Di seguito andrà al 50%. Poi alla fine quelli che hanno una pensione lorda superiore ai 5.600 euro, parla circa, avranno il 35%. Però ci sono altre ipotesi che fanno riferimento ad altri percentuali. Su questo tema, come si diceva prima, allora questo è un tema che la Meloni ha dato un segnale di quale sarà la perequazione nel 2022 e nel 2023 e sono appunto in 1,973. Però adesso che si va in finanziaria viene tutto quanto rimesso nel calderone, specie quello per il futuro. E quindi ci sono diversi modulazioni che potrebbe prendere questa perequazione, specie per quelli che hanno redditi più alti, ma i più alti sono oltre 2.000 euro lordi, per cui un netto che è intorno ai 1.500 euro, quindi non pensioni faraoniche. Noi, come CISL, si diceva prima, abbiamo tutta l'intenzione di andare a battere i pugni sul tavolo del governo perché secondo noi la perequazione deve essere al 100%. Non è che uno perché prende 1.500 euro diventa ricco, ha bisogno, anzi con quello che è il costo della vita e i bisogni che oggi energetici, di bollette e altro, ha bisogno di avere una perequazione completa. Completa vuol dire il 100%, quindi anche quelli che hanno le pensioni a 2.000 euro, 1.900, 2.500, che non sono comunque ricchissimi, sono persone che magari dietro hanno una famiglia, anziani, figli di mandare a scuola e quindi hanno bisogno di avere il loro reddito. Sentiamo velocemente la telefonata, anche se dovremo andare in pausa per non far attendere la persona appunto che ci ha chiamati. Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Nessuno ci risponde, allora ci riserviamo di rispondere alla telefonata dopo la pausa. A fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, vediamo chi c'è in linea adesso. Buonasera. Buonasera, sono Franco da Colroito. Buonasera, era lei che anche prima al telefono? Sì. Ecco, Esatto. ci scusiamo, comunque è recuperata la telefonata. Sì. Allora, io sono andato in pensione col 1° luglio, però non ho ricevuto il bonus dei 200 euro. Il mio reddito non supera, l'anno scorso non superava i 35.000 euro e quindi non capisco se ho diritto a questo bonus o no. Il bonus di 200 euro. Il bonus di 200 a parte che euro. dovrebbe essere stato corrisposto. Però adesso hanno aperto anche altre categorie ulteriormente. Sì, hanno aperto, ma come dipendente era lei fino a luglio? Sì, a luglio. Col 1° luglio ero in pensione. Da luglio è in pensione? Sì, da luglio. Però ho finito da lavorare. Lei ha diritto sicuramente al 200 euro, alle 200 euro. Poi se non supera i 20.000 euro avrà diritto anche ai... No, sì, 20.000 euro li ho superati, sì, quello non ho diritto. Però potrebbe essere lì bisogna vedere con l'INPS, perché potrebbe essere l'INPS parte dal concetto che paga il datore di lavoro, anticipa il datore di lavoro. Forse è stato dei problemi tecnici che dicono non è a carico mio, è a carico del datore di lavoro. Però lei ha diritto. Perché è appena andato in pensione. Perché è andato in pensione in un momento transitorio, lei ha comunque diritto. Esatto. Poi al limite potrebbe fare, perché adesso riflettendo, lei come dipendente non avrebbe dovuto fare nessuna, no, ma neanche come pensione non deve fare nessuna domanda. Per cui potrebbe chiedere un appuntamento per fare, tramite patronato, per fare la richiesta di verifica. Ho capito.
Allora però corro lì a fare la richiesta. Sì, è meglio che si rivolga o all'INPS direttamente oppure anche al patronato, no? Certo. Può passare anche al patronato, che faccia un sondaggio, che veda, insomma, no? Perché come domanda, se fosse delle categorie che avrebbe dovuto fare domanda, ormai sono scaduti i termini per cui non avrebbe più diritto. Però come dipendente, sia come pensionato, non doveva fare domanda, doveva andare in automatico. Probabilmente l'INPS all'inizio pensava che avrebbe dato il datore di lavoro, invece non si è preso in carico, per cui bisogna solamente fare la verifica. Il datore di lavoro non me l'ha accreditato questo bonus. Non abbiamo capito? Il datore di lavoro mi ha dato tutte le spettanze, però noi 200 euro, perché io l'ultimo stipendio l'ho preso col 10 luglio, mi hanno liquidato tutto quanto. Col 10 giugno non era ancora, il bonus doveva venire dopo come pensionato. Per cui però ci sarà una piccola un inghippo, un inghippo da parte dell'INPS che ha pensato questo è un dipendente e non è carico nostro. Sì, non gliel'hanno calcolato. Non hanno calcolato. E vada a controllare, le conviene far controllare o controlli di persona, insomma. Però bisogna che veda come mai, perché i diritti li ha, no? Per averlo. Esatto. Sì. Va bene? Va bene, la ringrazio, buonasera. Grazie, buonasera. Se mi venisse corrisposto un messaggio, una pensione di 2.000 euro, non penserei a eventuali maggiorazioni. Un vostro affezionato ascoltatore, Maurizio da Cassacco. Bella questa osservazione. Vediamo perché ci sono ancora dei messaggi dalla volta scorsa e con la nuova riforma uno con 64 anni e 40 i contributi non va in pensione perché ci vogliono 41 i contributi. Se è così, hanno fatto una riforma migliore della Fornero ma peggiore di Draghi. Questa. Sono tutte opinioni che... Allora, sono in NASPI, se mi fanno un contratto lavorativo di 60 ore mensili part-time, posso ancora percepire la NASPI o vale solo per contratti a chiamata? Part-time per 2 mesi, grazie Maria. A parte il fatto che per la NASPI, i contratti può essere anche sospesa la NASPI se il contratto è con tempo determinato e poi ripresa successivamente. Però per quanto mi riguarda, per quanto è a mia conoscenza, potrebbe prendere la NASPI lo stesso per la sua quota, insomma. Non la perde, no? Vorrei sapere se con quota 103 e 41 anni devono essere effettivamente versati o se ci possono essere periodi figurativi di disoccupazione. Anche questa è una... La quota 141 sono periodi contributivi, non valgono quelle agevolazioni per andare in pensione, quei scivoli, certi scivoli che magari nelle banche davano parecchi scivoli, incentivi a... Li danno ancora, però questi non valgono, però gli altri sì, almeno. Allora, in merito alle banche, le banche hanno un trattamento particolare perché c'è un fondo di solidarietà e quindi le aziende pagano i contributi per i lavoratori che vanno via prima dal posto di lavoro e quindi integrano poi all'INPS il periodo per il quale i contributi per il quale è una cosa completamente diversa. No? Per cui i contributi vengono pagati poi questo mi sbaglio, cioè parlo di isopensione, tutte queste cose. I contributi vengono pagati pieni peraltro anche. Tra l'altro i contributi vengono pagati pieni. Siamo arrivati, manca un minuto mi sembra di aver risposto alle domande della settimana scorsa, abbiamo risposto a tutti, ecco, quindi sono tranquilla, sono contenta perché vi avevo promesso che vi avremmo dato la risposta ed è stato fatto. Siamo in chiusura, 50 secondi per chiudere. Roberto De Marchi? Cuneo fiscale. Veloce? È un tema che per noi è importante, molto importante,
Noi avevamo chiesto che il governo si impegnasse a un taglio importante del cuneo fiscale a favore dei dipendenti. Non ci basta, non ci può bastare che in questo momento fino a 20.000 euro il governo proponga 2 punti di taglio e oltre 1 punto fino a 35.000 euro. È un reddito basso che ovviamente 2 punti non servono, bisogna dare il taglio del cuneo fiscale a tutti i lavoratori perché tutti pagano molte tasse, chi più, chi meno, ma devono avere questo beneficio. Ci siamo, dobbiamo concludere. Salutiamo Renzo Mularo, spero di averti presto nuovamente nei nostri studi. Ringraziamo Roberto De Marchi, anche Roberto la stessa cosa, spero di averti presto qui. Grazie a voi. Salutiamo i nostri amici telespettatori, grazie alle persone che ci continuano a scrivere, alle persone che ci telefonano. L'appuntamento con Sportello Pensionati per mercoledì prossimo, sempre in diretta alle 18:15. Ci vediamo la prossima settimana, arrivederci. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.